un buon tè caldo. Questo è il tè caldo della Caffitali. Vediamo se ne ho qua questo qui, aspettate. A me piace questo della Caffitali, è tè nero al limone, questa versione qui. C'è anche l'altra versione che è di marca, sempre Caffitali, però è della Twinings, questo Twinings, che è sempre al limone, ma non mi piace, non mi piace, preferisco questo qui. E poi c'è anche questo qui della Ricola, è una tisana rilassante e questa mi piace molto, è tanto dolce, però mi piace tantissimo. Qua ho rifornito il mio cassetto, adesso vi faccio vedere. Sapete che ho perfino caldo con questa maglia? Forse effettivamente quelle due ventole funzionano. Aspettiamo ancora un po' a dirlo. Vi faccio vedere il cassettino come l'ho sistemato, poi vi faccio vedere un acquisto che abbiamo fatto l'altro giorno al Lidl perché ho avuto fortuna a trovarlo, perché veramente ho avuto fortuna perché era uscito una settimana fa, se non di più. No, una settimana? Non mi ricordo quando era uscita sta cosa, comunque andiamo con ordine. E voilà, cassetto sistemato. Qui sono piena, infatti quest'anno come calendario dell'avvento non comprerò quello della Lipton perché, cioè, veramente sono piena. E questo qui al pistacchio è buono e si sente il cioccolato, si sente più il cioccolato del pistacchio, però è buono. Bonomelli, questa qui l'ho trovata in una box e non l'ho ancora assaggiata, la camomilla con miele arancia. E queste sono tutte le capsule che ho qua, poi ne ho altre 2 scatole di caffè e una di tè. Allora, l'altro giorno al Lidl, pura fortuna, a distanza di diverso tempo, sono riuscita a trovare questo ragazzi, io lo desideravo tanto perché mi piace molto, fa molto montagna e di là in camera secondo me sta benissimo perché è chiaro, non è troppo un pugno nell'occhio, è proprio bello. Poi è un bel tessuto invernale. L'unico problema è che è 2,50 x 200, il piumino è un po' più grande. Il piumino è 2,40 x 2,20, quindi questo 200 è un pochino piccolo. E vabbè, farà un po' di risvoltino il piumino dentro e amen, insomma. L'ho preso lo stesso perché mi piaceva tanto. Ed eccolo qua, devo ancora lavare. Sì, perché oggi ho fatto altre 3 lavatrici, per cui questa è l'ultima che devo fare e la farò appena si asciugherà tutta la roba. Guardate che bella, questa è la federa, da una parte è fatta così e dall'altra ha tutti gli alberi. Bello, mi piace tantissimo. L'ho aperto, ho giusto tolto il cartone che c'era dentro perché oggi c'era la raccolta della carta, quindi ho buttato quello. Ho tenuto questo perché mi piaceva l'immagine e poi volevo farvelo vedere intero, nel caso ve lo foste perso. E bello, insomma. Ok, e vi faccio vedere la situazione qui. La situazione è questa. Allora, quella roba in parte è asciutta, l'ho stesa a pomeriggio, ma quello stendino è una bomba. Mi piace molto. E vabbè, poi c'ho il solito stendino là sopra e ho questa roba tutta da stendere, quella roba da mettere via, cioè c'ho un bel caos e adesso devo sistemare e vedere cosa c'è di asciutto lì. Non credo ci sia roba proprio asciutta, ma vedo di organizzare un po' meglio la situazione. Ero rimasta molto indietro con le lavatrici e questo è il risultato. La cucina l'ho sistemata, mi sorseggio il tè e mi guardo qualche video. Visto che questo vlog uscirà prima di dicembre, però comunque verso fine novembre, quindi facciamo un po' di area natalizia, ho preso questo albirello che è sullo stile, cioè è praticamente come quello piccolino, solo che è un po' più grande, insomma. Dal video sembra molto gialla la luce, non è così gialla, è più calda, ma non vira verso il giallo come invece sembra. Bello, bella, mi piace tanto. Vabbè, adesso l'ho aperto e credo lo metterò di là in camera così. Questo non mi convince come ramo, dovrebbe stare un po' più alto. Adesso lo lego un attimo e sì, dovrebbe stare tipo così. Sì, perché è troppo basso rispetto a tutto il resto. E lo metto di là in camera, sistemo la stanza di là, visto che
è ancora abbastanza presto, non sono neanche le 4. Pippo si era alzato, ma niente, si è riposizionato qua. Lui oggi non c'ha voglia di stare in giro. Sta qui. E va, dai, vado a fare ancora qualcosina. Anzi, metto legna, stendo il copripiumino e le 2 federe e sistemo questo e lo metto intanto nella stanza di là. Mia mamma si è presa un po' d'anticipo, 15 novembre ci sono le luci di Natale. Però bello l'angolo così, no? Con le lanterne. Ah, solo queste ha messo, ok. Pensavo ne avesse messe altre, no? Ho deciso di anticiparvi un attimino quella che sarà la scena, nel senso, l'apertura dei calendari avverrà di nuovo in questa stanza e l'alberello non sono sicura di tenerlo lì, sinceramente, perché nell'inquadratura non si vedrà, perché l'inquadratura la farò abbastanza ravvicinata, quindi quello non si vedrà. Però niente, volevo farvi vedere un po' la situazione. È molto bello quell'alberello, ma non avevo calcolato dove metterlo. Comunque, questi sono i calendari che andrò ad aprire con voi dal 1° di dicembre. Il calendario The Gusta Box, sinceramente quest'anno l'ho trovato un pochino leggero e ho paura di rimanere delusa, perché comunque costa tanto. Io l'ho pagato tra l'altro a prezzo pieno perché l'avevo preordinato a settembre. Poco tempo fa mi avevano mandato uno sconto, però io ormai l'avevo già acquistato e quindi niente. Pepe, ciao, saluta tutti. Che bello che sei, che bello che sei. Qua arriva anche Pipo. Ciao. Ciao, Bue. Dai, dimmi. Eh? Cosa c'è? Eh? E cosa? Cosa c'è? Hai fame? Bu. Ah, hai fame, va bene. Hai mangiato anche prima una bustina però, eh? Eh? Sei un micio affamato. Eh? Andiamo? Mangia la pappa. La cena. Poi ti metti a far nanna ancora un po' nella cuccia. Gli piace questa cuccetta. Vero, Bue, che ti piace? Andiamo dentro? Dai. Vieni. Vieni dentro. Bue. Eccolo. Bravo, sul tappeto. Io. Oddio, ho preso paura. Che spaventato che è sto gatto. Allora, ragazzi, sì, ho i pantaloni. Vengono anche più su, sono quelli grandi, ma per la mia super pancia servono. Allora, oggi, guardate qua, una terrina piena di crema di peperoni gialli e mascarpone. Perché ho sbagliato a fare una cosa. Allora, avevo fatto i peperoni ieri sera, tra ieri pomeriggio e ieri sera, insomma, li ho cotti, li avevo cotti. Problema, poi vabbè, metto le spezie, assaggio un buon buono, ho detto metto ancora un po', ho condito troppo, quindi ieri sera i peperoni erano immangiabili, normali, così fatti in padella. E allora cosa ho fatto? In frigo mi sono ricordata di avere il mascarpone, quello della Degusta Box fredda, cold. E quindi cosa ho fatto? Ho frullato il tutto insieme e ho detto lo tengo come sugo, quindi poi metterò in congelatore, lo tengo come sugo per la pasta, non salando l'acqua della pasta però. Adesso provo ad assaggiare. Vediamo. Secondo me non è male, Sì, buono così, senza il sale. Secondo me manca sale. Ma vi giuro che ieri sera era salatissima sta roba. Nonostante il mascarpone, manca sale. Cioè, erano immangiabili, io ve lo posso assicurare, erano immangiabili. Sembra quasi che manchi sale. Ok, va bene.
Comunque ci ho condito la pasta, quindi va bene così. Allora un minimo di sale potrò metterlo la prossima volta nell'acqua. E se ci aggiungo un po' di formaggio? No, non vorrei esagerare, ma secondo me si può fare, perché ne prendo un po' di più. Manca anche di formaggio, sì. Comunque c'è la porta aperta e oggi è il 18 di novembre, ancora con la porta aperta. Così. Si sta benissimo. Veramente si sta da Dio. Io non me la spiego sta cosa. Cioè, è un clima veramente strano. Ha questo maglione anche di Shein, E io tante cose non ve le ho fatte vedere, ve l'ho anche detto in quei 2 video che vi ho pubblicato, forse ne farò uscire un altro a breve, perché ho comprato diverse cose che però non ci stavano tutte in quei video. E ieri che stavo sistemando il mobile qui e mi sono accorta che alcune cose, alcune stoffe per la casa, e soprattutto una in particolare, ve lo dico anche, è un copridivano, non ve l'ho neanche fatto vedere, cioè bellissimo, proprio per il periodo natalizio però, per quelle 2 settimane, ed è davvero bello. Cioè, è anche di qualità, nel senso che non è una roba, una cinesata, è proprio bello il tessuto, quindi mi sa che dovrò farvi un altro video. E vabbè, dai. Niente, adesso mi mangio un po' di pasta e aspetto che Franz torni a casa. Però, che ora è? Almeno 10 alle 2. Sì, dai, dovrebbe essere quasi qua. Questo video lo starete guardando il 29 di novembre. Questo è l'ultimo video prima dell'inizio dei Vlogmas. Non so ancora bene quando, a che ora pubblicherò i Vlogmas e a che ora pubblicherò i vlog normali. Penso manterrò comunque i vlog normali alle ore 14 e i Vlogmas, vlog normali, insomma video normali, e i Vlogmas, non so se mettere anche quelli, far uscire 2 video alle 14 oppure i Vlogmas farli uscire tipo la sera. Farò di nuovo un sondaggio e anzi forse sarà ancora attivo il sondaggio, comunque andate a vedere nella community su YouTube o eventualmente su Instagram, ma non sono sicura. Con questo video vi voglio ricordare appunto l'inizio dei Vlogmas il 1° di dicembre, quindi ogni giorno dall'1 al 25 io pubblicherò un video. Ci saranno dei giorni nei quali io pubblicherò anche più di un video. Ok, quindi fino a qua ci siamo. E vi voglio anticipare una cosa. Io ho lasciato un po' uno spoiler, un'anticipazione, non scrivendo niente, non dicendo niente in particolare su Instagram. Quindi rimanete sintonizzati perché vi darò la notizia. È una notizia social, non riguarda niente di me, insomma, cioè riguarda me sì perché sono io che ho pensato a questa cosa, ma riguarda i social in ogni caso e l'intrattenimento, insomma, la YouTube riguarda. Quindi rimanete sintonizzati qui sul canale e quindi vi aspetto il 1° di dicembre qui sul canale. Ringrazio tutti quanti che fino ad oggi sono rimasti qui a guardarmi e a supportarmi e a scrivermi. Ringrazio le persone più attive sotto i miei video. Invito tutti quanti a scrivermi e a lasciarmi un commentino, anche più spesso, insomma, se vi fa piacere, chiaramente, non obbligo nessuno. E niente, ci vediamo appunto a dicembre con l'inizio dell'apertura dei calendari, che sono curiosissima. Ciao!